Cari amici di Un Sorriso in Più, buongiorno e ben ritrovati dopo una mia breve pausa vacanziera. Come andiamo con le vaccinazioni? Spero bene. Sì, perché mi risulta che nelle case per anziani ormai sono tutte Covid-free e che quindi si possa tornare piano piano alla quasi normalità. Oggi vado a presentare il mio 41esimo episodio di Poesia e Musica con John. Ho scelto una canzone famosissima degli anni 90, una canzone d'amore e oserei dire quasi una canzone delle pene d'amore. È molto bella, anche se non ha propriamente la struttura poetica, ma vuole raccontare una storia che magari forse qualcuno di noi l'ha vissuta veramente. La canzone si intitola Come mai degli 883, scritto da Max Pezzali e da Mauro Repetto nel 1993. Ebbe un grandissimo successo ed è stato in testa alle classifiche dei dischi più venduti per diverse settimane. Come dicevo, come mai è il titolo della canzone e descrive le sensazioni che prova un ragazzo quando si innamora. Distanze che fanno male, cambiamenti profondi rispetto alle abitudini di un tempo, che lo rendono irriconoscibile agli occhi degli amici, abituati a vederlo come un duro, di quelli che non si fermano mai davanti a nulla. Da quando è arrivata, intere giornate trascorrono nell'attesa di rivederla e di chiedere come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, seduto in una stanza ad aspettare te. Ora vi leggo il testo e probabilmente qualcuno di voi si riconoscerà in questa situazione, quando ancora si soffrivano le pene dell'amore. Un brano moderno, travolgente, bello, fresco e sempre attuale. Le notti non finiscono, all'alba nella via, le porto a casa insieme a me e ne faccio melodia. E poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai. Seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so, con te non finirà. Il sogno di sentirsi dentro un film. E poi, all'improvviso, sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso e mi hai preso sempre più. È una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui, qui seduto in una stanza, pregando per un sì? Gli amici, se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai con nessuna storia inutile. Uccidersi d'amore, ma per chi? E lo sai, all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso e mi hai preso sempre più. È una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettarti, ad aspettare te. Bene, ora la canterò come al solito a modo mio, senza accompagnamento strumentale per meglio comprendere il testo, per meglio comprendere queste bellissime parole. Bene, buon ascolto. Le notti non finiscono all'alba nella via, le porto a casa insieme a me, ne faccio melodia e poi mi trovo a scrivere chilometri di lettere, sperando di vederti ancora qui. Inutile parlarne, sai, non capiresti mai.
seguirti fino all'alba e poi vedere dove vai. Mi sento un po' bambino, ma lo so con te non finirà il sogno di sentirsi dentro un film. E poi all'improvviso sei arrivata tu. Non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità. Ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Gli amici se sapessero che sono proprio io, pensare che credevano che fossi quasi un dio, perché non mi fermavo mai, nessuna storia inutile, uccidersi d'amore, ma per chi? Lo sai all'improvviso, sei arrivata tu, non so chi l'ha deciso, ma hai preso sempre più una quotidiana guerra con la razionalità, ma va bene purché serva per farmi uscire. Come mai? Ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai? Ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì. Dimmi come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notti intere ad aspettare te. Dimmi come mai, ma chi sarai per farmi stare qui seduto in una stanza, pregando per un sì, pregando per un sì, pregando per un sì. Bene, grazie per l'attenzione. Spero che il brano da me scelto oggi sia stato di vostro gradimento. Non mi resta che darvi appuntamento per il 42esimo episodio, sempre con Poesia in Musica con John. Un saluto, un abbraccio e un bacio da John.